Che fai? Lì! Bei sentieri, amore. Dimmi? Cosa hai trovato? Si vede che sul sentiero ci sono tane di vampiro, allora. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo nel lago Rai. Allora, più precisamente siamo in Val Cagliamento. La nostra escursione di oggi parte da Malga, Casabolenga e va verso il Baito Caserotte. Buona visione! Il sentiero qua sale poco chiaro, però insomma un po' si vede il calpestato, non come prima, e poi vi racconto meglio. In mezzo al bosco, per fortuna che c'è una giornata un po' grigia perché c'è caldissimo. Già, cosa hai trovato? Dei lamponi! Pensavo delle fragoline, invece sono lamponi, meglio ancora. Come sono? Mamma che buoni. Oh, amore sano di quelle caramelle lampone. Infatti, Un attimino di pausa. Abbiamo fatto 200 metri di dislivello, quindi siamo circa a metà strada. Abbiamo fatto un po' fatica all'inizio a trovare il sentiero perché qui non c'è nessun segnavia, non è segnato, non c'è neanche in cartina. in più è grebanato, quindi... È molto vegetato, molto, quindi mi raccomando i pantaloni lunghi, noi ce li abbiamo corti. Bravissimi. La scelta è sempre perfetta. Mi sono fermato un secondo, ho tutti gli occhiali appannati. Non sembra che c'è grigio, ma c'è un caldo e un'affa C'è spaventosa. umidità, Un sacco di umidità. però vedo che adesso sta schiarendo un po' su. Eh sì, è vero, guarda. C'è un nuvolone nero, adesso è andato via. Orco, ho visto un lampone là in fondo. Via. Siamo in cerca di lamponi. Non so se ci arrivo. Ciao. Bei sentieri, amore. Dimmi? Guarda com'è carino questo! Non guardi. Guarda quanti. Oh! Arrivati a questo Baito Caserotte. Il sentiero è stato molto vegetato, cioè l'erba alta fino al petto, e non segnato assolutamente. Questo è
un baito dei cacciatori, in senso un NK in SAT, è gestito dai cacciatori della zona, quindi attenzione. Adesso andiamo a vedere se è aperto, perché potrebbe esserci la chiave, perché c'erano solo i cacciatori. Adesso andiamo un occhio. Ed è aperto. Wow. Adesso apriamo un attimo per far luce. No, è già aperto per far luce. Andiamo a vedere. Allora entriamo, vediamo subito il tavolo con la panca. Una bella stufetta, legna. Si vede che è gestito qua dai cacciatori, in senso vengono qua e lo tengono bene perché è tutto perfetto e pulito. Vedete? Bivacco, vedete qua il nome. Caserotte. È stato ristrutturato qui nel 2015-2016. Guardate che bella sta foto. E che vista ad uscire. Allora, cosa molto molto bella qui dietro al baito, abbiamo l'acqua, quindi il voto qua possiamo dare tranquillamente 10 su tutto, perché c'è stufetta, c'è la legna, c'è l'acqua e il livello topo è quasi assente, nel senso è un po' sporchino, classico, ma non è toppato, quindi su TopAdvisor un topo solo. Allora, qui dentro abbiamo trovato anche tutti gli attrezzi per fare la legna, c'è sia la sega che un'accetta, quindi il voto 10 se lo merita tutto, bellissimo. Sì. Allora, abbiamo fatto qua 2 km e mezzo, siamo a 1930, un'ora e 37, ma ci siamo persi un sacco sotto, e 330 di dislivello lì da Malga Casapolenga. Cosa stai mangiando? Io porto in mare. Strano, prima mai mai. Infatti, ho delle gallettine all'olio d'oliva. Non vanno con l'humus questi? Sì. Vabbè. Mamma mia, è rosso oggi. Aspetta. Vai, fammi vedere. Ha un colore. Riusciamo a mangiarlo tutta sta roba? Certo. Poi la provo a fondo. C'è. Messo su un po' di acqua, facciamo un teino a gè e ci stiamo apparecchiando qua per il pranzo. Veramente sto facendo la degustazione di tutte le tisane che ho trovato. Questa sa di vin brûlé. Allora, oggi mangiamo degli spiedini. Fa vedere? Sono degli spiedini vegani. Sì. Ha il gusto ticca, tipo ticca masalo. Beh, proviamo. Prova. Mi sa che devo tagliare il bastone. Dai, tagliamo a pezzettini. O se no li sfilo diretti. Guarda. Ma piove? No, è l'acqua del sorgente fuori. Allora, siccome sono più comodo, mi tiro giù qua. Prima di far casino. Fa da quello sotto una volta. 1, 2, 3, 4. Ok. Benissimo, facciamo anche gli altri adesso. Sound on. Ciao! Allora, abbiamo anche del pomodoro che Jenny sta tagliando. Tanto il dito me lo sono già tagliata ieri. Hai tagliato ieri? Ciao, adesso questi intanto vanno. Che bello. Già, cosa hai trovato? Tabasco verde. E ne ho messo un po' dei pomodori.
Vediamo se moriamo. Quindi oggi tagliere, cracker, pomodori e spiedini. Buon appetito! Spettacolo. È uscito anche il sole. Che bello, guardate. Fai i gatti. Gli piace? Esci. Che... E buon caffè. No, è già partito. Aspetta. Guarda cosa hai trovato. Guarda che mega raccolto. Ma se ne sono tanti. Cioè, là sopra è un prato di lamponi e mirtilli. Ma è una cosa da matti. Facciamo una marmagliata. Ma guarda che meraviglia. Mi sono quasi uccisa sui rododendri. Rododendro. I lamponi. Allora, siamo qua a raccogliere dei frutti di bosco, giusto? Sono proprio di bosco, i lamponi, e guardate che scena che abbiamo qua. C'è una pace qui esagerata, stupendo, che luogo fantastico. È un'impresa arrivarci perché non c'è nessun segno, il sentiero c'è ogni tanto e basta, ma l'importante è uccidersi e trovare i lamponi. sì, bisogna uccidersi per trovare i lamponi, naturalmente. Ma quanti? Abbiamo perso già, ne abbiamo persa. Qua si possono fare anche altre escursioni, ma sempre per gente esperta, perché devi vedere un po' com'è la montagna e andare su per dove credi tu, insomma, perché non c'è proprio un sentiero. Sono qua un paio di forcelle da fare, poi di là ci sono altri sentieri, ma arrivare in forcelle a scavallare è fai da te. Già racconta. Allora, prima ero tutta entusiasta per questi pochi lamponcini, no? Sono arrivata con i lamponcini in mano. Oh, guarda amore! Guardate adesso. Mamma mia! Super! Super raccolto. Super raccolto. Bene, allora siamo stati qua praticamente siamo arrivati alle 11 e adesso sono un quarto alle 3, quindi fate voi i conti di quante ore siamo stati qua, perché qua si stava benissimo. Sono dimenticato di dirvi che oggi è il giorno di Ferragosto e riuscire a trovare un posto così tranquillo senza nessuno non è da tutti, vero Gè? Allora abbiamo pulito tutto quanto, non ho lasciato neanche una briciola, che sennò i topini arrivano e cominciano a toppare. Allora, tutto pulito e in ordine, adesso chiudiamo bene. I rifiuti li portiamo a casa, mi raccomando, portate sempre a casa i vostri rifiuti. E cominciamo a tornare indietro per la stessa strada che abbiamo fatto per salire. Sentite che pace. Non so se si sente il vento. Comunque adesso qua si va giù dritti un po' a occhio. Dritti giù così, a caso. Cosa hai trovato? Si vede che sul sentiero ci sono tane di vampiro, allora Fa vedere cos'è. è un paletto
per uccidere i vampiri, capisci? Andiamo. Qua spesso brutto, amore. Sgrot. Allora adesso scendendo abbiamo seguito il sentiero, che quindi era quello giusto, e cosa vediamo qua? Che c'era addirittura un cartello. Allora io questa mattina non ho ripreso perché non sapevo dove andare, andavamo avanti e indietro all'infinito, ero arrivato qui in mezzo e poi ho visto arrivare due signori e abbiamo chiesto, infatti se in qualche inquadratura avete visto due persone, hanno fatto un pezzo di strada con noi e quindi se venivo su altri 2 metri vedevo il cartello e ero a posto, vero già? Eravamo dei fighi e invece abbiamo fatto i pivelli. E comunque ero arrivato fin qui, più o meno. Sì, perché questo si può andare su per di qua. Stamattina abbiamo fatto un pezzo di fango terribile, però ok. Vabbè. Bene, quindi c'è un cartello in tutto il sentiero. Super. Super. Andiamo avanti, cioè siamo arrivati ormai. Allora, quello lì è il ponte che abbiamo fatto, si veniva su di qua e subito qui al primo omino si gira per di là, ci sono i cartelli iniziali per... Era così facile? Noi invece siamo andati dritti per di là. Senza indicazioni. Ho mangiato un lampone a 1 millimetro dall'ortica. Aia. Via. Allora amore, cosa ne pensi di questo percorso? Allora raga, all'inizio non è entusiasmante, però il posto vale la pena. Il posto è uno dei posti più belli in assoluto qua. Consigliato, pace e tranquillità, conosce poca gente, non c'è turismo di massa, c'è Infatti, l'acqua, il bivacco è stupendo. È dei cacciatori, Mi raccomando tenerlo bene che mi non sparano è- le sedere. che non è del CAI o del SAT che dici è liberamente accessibile, se non ci sono cacciatori altrimenti è suo. Esatto, però se arrivano vi tenuto in maniera Se- impeccabile. Se arrivano i cacciatori vi mandano via, andate Non ha via. ragione, su. Trattare bene tutti questi... Comunque potete rimanere lì fuori a mangiare. Sì, sì. Ok, siamo tornati alla macchina. Quasi. Allora, un'oretta andare su, 3/4 d'ora a scendere. Il più è trovare il sentiero perché non andare via, sennò mi esci. Ah, pensavo potessi andare. No, cioè, salutiamo. Ah, ok. Poi mi metto qua, vabbè. Il sentiero non è segnato, dovete andare su un po' a sentimento. Sì, E ma comunque la traccia si vede. la traccia si vede. E Quando comunque sotto non c'è il segnale, la mappina che mettiamo. Sì, in descrizione vi metto la nostra traccia GPS con anche tutti i pezzi che ci siamo persi, quindi Super! seguite, fate un po' di moto in più e Non fate gli stessi errori. vi salutiamo e vediamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao!